Nella provincia meridionale di Verona c'è una società che storicamente opera nel settore maschile, ma che ultimamente si è aperta anche al femminile. Parliamo dell'Agricola 2000 Isola della Scala, che con la prima squadra milita in Serie C maschile. Questa Serie C sono 4 anni che la cerchiamo di gestire per creare un gruppo. Quest'anno forse è un anno importante perché abbiamo inserito qualche giovane dal palleggio e così puntiamo decisamente alla salvezza. Questo qua è un dato di fatto e speriamo che vada bene. Ultimamente i risultati non ci danno ragione, bisogna lavorare tanto. L'Isola della Scala ha collezionato finora soltanto 7 punti in 9 incontri. Il tempo per recuperare il terreno perduto però non manca. Il gruppo è buono, siamo a metà squadra di Verona e 4-5 ragazzi da Mantova, è molto vicino. Il gruppo è fiattato sia in allenamento che in partita. Ci manca qualcosa in più per chiudere un po' il set. Un giocatore nuovo è sicuramente il palleggiatore Lunardini, 20 anni e una grande voglia di maturare esperienza. Di sicuro è una grande opportunità poter giocare anche con giocatori con cui ho già giocato, anche in provincia di Mantova, con cui appunto mi trovo bene, anche pallavolisticamente parlando. È un'opportunità per un ragazzo giovane poter giocare, potersi confrontare con una realtà regionale, comunque anche giocatori di insomma, un certo livello, ecco. L'Agricola 2000 è una società che si vuole espandere. Come dicevamo, ha iniziato da poco a lavorare anche nel femminile. Anche lì è composto, è nato 2 anni fa da una società già esistente, ce la siamo portata con noi. Lì praticamente sta nascendo un bel lavoro perché ci sono tante ragazzine e praticamente stiamo iniziando anche lì a coinvolgere un po' tutta la realtà di Isola della Scala nel femminile. C'è tanto da lavorare. In realtà il bacino di utenza è prevalentemente Isola della Scala, con qualche incursione in altri paesi del territorio veronese e mantovano. Noi operiamo Isola della Scala, principalmente non abbiamo altri legami con altre società, però abbiamo giocatori che vengono anche dai paesi limitrofi, come Nogara ad esempio, che è molto vicino a Isola della Scala. Ecco. La società è abbastanza aperta e sempre in ricerca anche di giocatori appunto nuovi per non solo far giocare la squadra, ma cercare di far crescere i ragazzi e dare delle possibilità. E nei numeri, come sta Isola della Scala? Arriviamo a un totale di circa 150 iscritti solo per il settore giovanile. Riusciamo a coprire bene o male quasi tutte le categorie, dal mini volley all'under 13, 14, 16, per poi avere anche 2 terze divisioni, una maschile e una femminile, in cui si cerca di elevare un po' il vivaio per poi la prima squadra, che è questa Serie C, insomma. Ecco. La società cresce, questo è un dato di fatto. Sentiamo per voce del presidente qual è stato il trend nelle ultime stagioni. Ambiziosa sì, puntiamo molto sul settore giovanile, anche perché nati 4 anni fa da una realtà isolana che in passato ci ha lasciato un'eredità pesante di successi e così, ha fatto una parentesi di 4 anni fermi praticamente, siamo partiti dai 40 tesserati per nel giro di 4 anni portarla a una realtà viva insomma del paese. Ecco. Ed infine è bene ricordare che questa società si distingue a livello giovanile anche per la qualità. Abbiamo anche contribuito con alcuni nostri giovani anche alle selezioni provinciali di Verona. Abbiamo un ragazzo che l'anno scorso ha fatto l'Under 15 maschile con la provinciale di Verona con degli ottimi risultati, e un ragazzo che l'anno scorso giocava in Under 16 che quest'anno già comincia a muovere i primi passi con la Serie C.